é com nós, que coisa tinha dentro de nós? Ela pate. E uma pate profunda. O cristiano veramente vive em pate e não em conflito. Não possiamo avere confliti con noi stessi, non possiamo avere confliti con gli altri e non possiamo avere confliti con Dio. Perché Dio ti dà questa promessa di avere una pace profonda. E è questo che noi dobbiamo camminare questa mattina, un Dio che ci offre pace. Mi sembra che il pastore Sandro domenica scorsa ha parlato su perdono, o Dio che ci offre il perdono, che ti insegna il perdono, che ti guida nel perdono. E oggi vogliamo camminare questo senso di un Dio che ti offre la pace e la possibilità di vedere questa grande pace che Dio ti dà. Leggiamo Filippesi capitolo 4, 1 a 7. Filippesi 1, capitolo 4, 1 a 7. Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera saldi nel Signore, ó diletti. Esorto Evodia e esorto Sintique ad essere concordi nel Signore. Sì, prego pure te, mio fedele collaboratori, vieni in aiuto a queste donne che hanno lottato per il Vangelo insieme a me, a Clemente e agli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. Rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, che cosa farà questa pace? Custodirà, proteggerà, metterà sicuro i vostri cuori e anche i vostri pensieri in Cristo Gesù. Preghiamo. Nosso Padre, vogliamo camminare questa mattina su una storia di una protezione tua, che è la tua pace. Guidaci, ó Padre, tu Santo Spirito, grazie e misericordia, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Questa lettera per me è una delle più importanti lettere per me, Filippesi. Perché Paolo dove era quando ha scritto questa lettera? Era in prigione. Potete immaginare questo personaggio parlando di pace, parlando di amore, parlando di preghiera, parlando in un modo molto sereno mentre lui era in prigione. E quella prigione lá non era a prigione dei nostri politici, con Wi-Fi, con telefonino, con un bellissimo materasso, con le coperte. Non c'era niente di questo. Con la televisione, con la Rai, con la Sky, non c'era niente. La prigione di quella era un disastro. E lui stava vivendo quella situazione, e l'altra situazione interessante, lui stava vivendo quel momento dove lui non aveva fatto niente di male, ma lui era in prigione. E lui inserisce questa lettera qua in un modo molto speciale, è una chiesa che lui amava tantissimo. E lui parla di questa chiesa in un modo con tanta passione. Nonostante la sua sofferenza, lui non trasmette i suoi dolori. Lui não está transmetendo a sua crítica, lui não está se lamentando, ao contrário. Lui parla di allegrezza, lui parla di gioia, lui parla di serenità, lui sta parlando di un Dio che lui aveva conosciuto e questo Dio che era inserito nella chiesa di Filippo. E adesso che questa chiesa doveva camminare nello stesso modo come lui ha conosciuto la grandezza di questo Dio. E è interessante no capitolo 4, versetto 11 a 13, dice così: non lo dico perché mi trovi nel bisogno, poiché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e anche nella abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato, ed aver fame, e essere nell'abbondanza e nella indigenza. E adesso no versetto 13 c'è quel famoso testo che tutti noi usiamo con adesivo davanti ao frigo, nella macchina, non so ovunque siamo a casa, c'è anche un quadro là,
tutto posso in colui che... E quando eu leggo quello testo eu penso, ma tu já sei stato in prigione? Tutto tu puoi veramente? Tu já hai vissuto l'esperienza di Paolo per dire tutto posso in colui che mi fortifica. Ma quando cade qualsiasi piccola cosa della mia mano, eu já estou em crise, já estou gridando che tutto posso dove? Paolo aveva l'autorità per dire questo. Ha passato la fame, la difficoltà, ma ha sopravvissuto in tutto, e perciò che lui aveva questa autorità di dire questo famoso versetto: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Perché è un momento stupendo della sua storia. Era in prigione, era un momento storico della sua vita. Era in prigione, ma lui stava consolando na chiesa. E perché lui stava consolando la chiesa di Filippo? Perché in quel periodo l'esercito romano stava conquistando quella zona. L'esercito romano stava entrando nella città di Filippo. E voi sapete che cosa succede quando i soldati entrano dentro di una città? Distruggono. E fanno le cose più orribili possibili. E Paulo stava consolando questa chiesa. Stava preparando quella chiesa, nonostante tutto quello che poteva succedere con quella città. Paulo stava cercando di portare una parola di pace, una parola di sollievo, una parola di tranquillità a quel popolo. Puoi immaginare un esercito entrando a Treviso per distruggere Treviso. L'esercito più potente di questa terra, che era quel periodo l'esercito romano, per distruggere Treviso. Che cosa noi stavamo facendo adesso? Disperati, gridando. Ma Paolo voleva lasciare un messaggio di pace a loro. Perciò che questa pace adesso è una pace che noi non riusciamo a capire, perché è oltre la nostra capacità di superare la conoscenza di Dio, è impossibile. Perciò è una pace che inunda il nostro cuore, la nostra mente, e è una pace che mi fa essere una persona tranquilla e protetta, nonostante l'avversario che sta arrivando. E è questa pace che Paolo stava spiegando, è la pace che Cristo ci ha insegnato. Giovanni 14, 27. Se avete trovato nella vostra Bibbia, Giovanni 14, 27. Vi lascio. Ma Gesù ha parlato tantissimo di guerra, di combattimento, di dolore, di sofferenza, perché se eu vorrei seguire Gesù eu vedrò tante sofferenze, ma vi lascio pace. Vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti, non perde l'animo. Giovanni 16, 33. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Così questa pace è alla nostra disposizione, è alla nostra portata di mano. Questa pace è nella tua mano. In che modo io posso vivere questa pace? Tu vivi una vita in perfetta pace. In che modo possiamo vivere questa pace? Perciò noi possiamo camminare in questo testo qua in 3 punti: pace con gli altri, pace con Dio e pace con noi stessi. Perciò il cuore di Paolo in quel momento è insegnare e spiegare quella chiesa nel capitolo 4 che loro potevano avere pace con uno e con gli altri, pace con Dio e pace con se stesso. Io vorrei camminare in questo primo punto, sta no versetto numero 2. Che cosa sta succedendo nel versetto numero 2? Incomprensione, discordia tra due donne. Já avete sentito qualche discordia tra due donne? No, anche io. Interessante come si chiamano queste donne qua, non so come si dice in italiano, in portoghese è Evodia e Sintiche, ma Evodia e Sintiche. E sono queste due donne qua che erano persone importanti dentro della chiesa di Filippo. Ma adesso tra di loro che cosa stava succedendo? Litigando. E erano delle persone che stavano camminando assieme. E da un momento in poi qualcosa è successo tra di loro e che la pace è finita. Já è successo qualcosa con te? Tu stava camminando con una persona e tra una situazione
senza valore, finisce la pace. E Paolo stava spiegando a quella chiesa, perciò che è inserito questo versetto, l'importanza di pace, ma pace anche tra di noi. Basta con questo, Evodia, basta con questo, Sintichi. Voi non state percependo che l'esercito romano sta arrivando e voi state litigando perché tu sei dimenticato di offrire il caffè all'altra. E l'altra si è stata offesa perché il caffè non è arrivato al tavolo. Perché questo, Sintichi? Conosce qualche storia che se c'è una sorella l'altra non viene? Qualche storia che se c'è un evento qua nella chiesa, come sta essa condotta da un gruppo, l'altra persona non viene perché io non partecipo se c'è quella persona? Conosce qualche storia? Gesù sta arrivando e noi stiamo ancora nelle piccole cose della vita. Io non sono d'accordo. Che cosa tu non sei d'accordo? Se c'è un pastore un po' più duro, diceva a te, va a convertirti e tu comincerai a imparare che cosa significa essere d'accordo o non essere d'accordo. Basta che tu ti converta. Perché dove è la nostra mentalità povera di non capire che l'esercito romano sta distruggendo tutto, sta arrivando alla Filippo e io e la mia cara sorella che abbiamo iniziato questa chiesa di Filippo stiamo adesso litigando per una cosa semplice. Non c'è pace. E se non c'è questa pace tra di loro, non c'è pace dove? Nella chiesa. Se una va a un evento, l'altra si rifiuta. Se um fa una cosa, l'altra non partecipa. Se una sta facendo una cosa, l'altra non appoggia. Dove siamo? Dove erano loro? E come che eu vorrei pace nel mio cuore se io non sto imparando le cose più semplici della vita, che avere un bellissimo rapporto con gli altri e dimenticare i miei valori umani e cominciare a essere veramente un servo. Abbiamo cantato, qual è stata l'ultima musica? Voglio servirti sempre di più, ma se la sede là io non metterò a posto perché io voglio che gli altri facciano. E noi siamo così. E dopo stiamo cantando, voglio servirti, no? Perché è l'altro che deve fare. Io non metto la mano. Il problema è una turbolenza, una tempesta dentro del mio cuore. Il problema non è l'altra persona. Il problema è che c'è qualcosa nel mio cuore che non è stato risolto. E se c'è qualcosa nel mio cuore che non è stato risolto, è che manca pace dentro di me. Perché dentro di me sempre c'è quella amarezza, quello dolore, quella tempesta che sta rodeando il mio cuore e io mi sfogo in una persona che di solito è una persona simile a me e come io non mi accetto, io guardo quella persona come se fosse io e me stesso e quella persona è colpevole di tutto quello che io sono. Carissimi fratelli, Paolo stava gridando a Sintiche, gridando a Evodia, a questa Evodia, ad essere, stare assieme, a ritornare a avere pace tra di loro. Carissimi, tra di noi, basta di dimenticare basta delle piccole cose e vedere che Gesù sta tornando e l'esercito romano, il diavolo, vuole distruggere e noi stiamo mettendo i piedi nelle cose che è completamente fora do senso. Perché noi stiamo dando valore alle piccole cose e stiamo perdendo la cosa più alta? Perché? Perché ancora manca conversione del nostro cuore. Che cosa è più importante? Dove è il valore più importante? Perin, devo chiederti un favore. Perin, c'è una prolunga? La batteria sta scaricando qua di un modo molto veloce oggi. Una prolunga? Scusate, chiesa. Una prolunga? No. Sta andando troppo veloce oggi qua. È arrivata qua? Ok, grazie.
Ok. Qual è la nostra motivazione di vita? Diciamo che è Dio. Ma quando c'è quella persona, sembra che la motivazione si va. Perciò tante volte la motivazione non è Dio, è la persona. Quando noi stiamo dicendo che adoriamo Dio, noi stiamo adorando la persona. Perché è la persona che cambia tutto il mio modo di essere. Perciò chi è la persona che veramente io devo adorare è Dio. Se Dio è la mia motivazione, io sopporto tutte le situazioni intorno a me. O quanto è importante cominciare a avere questa pace dentro di me, della pace assieme ai miei fratelli e sorelle. Tu vivi questa pace con Dio. Cristo sulla croce, la morte di Cristo per me è la cosa più alta. E niente può stare superando questo che Cristo ha fatto nella mia vita. Se Evodia e Sinti che stanno inserendo qualcosa nella loro vita, stanno si dimenticando della potenza dell'Evangelio di Cristo. Se noi stiamo inserendo qualche persona intorno a me che distrugge la nostra vita con Dio, è perché stiamo dicendo che la croce non c'è potere sul mio cuore. Perciò eu devo vedere che cosa è più importante. Gesù stava gridando perdono, Gesù stava gridando compassione, e io stavo gridando che cosa? Me stesso. Perciò se non c'è pace tra me e gli altri, è perché il mio cuore ha bisogno di essere cambiato e trasformato. O grido di Paulo era questo. E è interessante che o grido di Paulo arriva alla persona di Clemente e all'altro collaboratore: per favore, io sono in prigione, cercate di voi stessi a essere presenti, a mettere in pace queste due donne. E tante volte noi come chiesa, quando vediamo un conflitto tra due persone, che cosa facciamo? E Paulo stava dicendo: Clemente, tu sei mio collaboratore. E ci sono gli altri collaboratori in questa chiesa. E io prego, interferite in questa situazione in modo che la chiesa possa avere pace e che queste due donne che sono fondamenti della chiesa possano tornare a parlare lo stesso linguaggio. Tante volte noi diciamo che o problema è o diavolo. O problema sono io. E noi inculpiamo o diavolo per le situazioni. O problema sono io, che non desidero essere un servo, che non desidero umilhar-me, che non desidero avere questo sguardo di servitù. Perché io penso troppo in me. E inculpiamo o diavolo, che non c'entra niente in tante situazioni. Noi dobbiamo vedere le cose con valore più alto. Noi dobbiamo vedere le cose con lo sguardo di Cristo Gesù. Perciò l'amarezza che esiste no nostro cuore impedisce di conoscere la vera pace di Dio. Se c'è qualcuno nel tuo cuore che non ti fa bene, eu só posso dar-te o conselho. Purifica o teu cuore. Purifica. E se é necessário, vá a quella persona e dá um abraço. E se é necessário, vá a quella persona e dá um bacio. E se é necessário, fa questo. Perché da questo primo passo tu comincerai a conoscere la vera pace che Cristo ci ha insegnato. Se io non passo por questo, io non riesco a scoprire o senso della pace che Cristo mi ha insegnato. Secondo ponto, anche dentro di noi stessi. Paulo lavora in questo testo di essere mite, simpatico, gentile e mansueto. Una persona gradevole. Enquanto è importante in mezzo alla crisi e al problema, avere serenità e risolvere la situazione. Paulo stava lavorando in quel momento con la Chiesa, che la Chiesa poteva essere mite, che la Chiesa poteva avere la serenità, perché una grande crisi stava arrivando che era l'esercito romano. Paulo stava sfidando aquela Chiesa a mantenersi serena, perché tante volte quando arriva il problema, che cosa noi facciamo? Siamo disperati. E caminhamos de la destra a sinistra e cominciamo a girar la testa da tutta aquela parte e non riusciamo a mantenere la nostra calma e serenità. E Paulo stava dicendo àquela chiesa: l'esercito romano está arrivando, mas state attenti, che potete risolvere questo problema con molta serenità. Essere mite nel vostro cuore e mite nel rapporto con gli altri. Paulo stava sfidando aquela chiesa a mantenere questa sicurezza e che le persone potevano chiedere in Dio la saggezza per risolvere il problema. Tante volte quando viene un problema noi entriamo in disperazione. Io sempre dico, se c'è un problema c'è una soluzione.
Se io non riesco a risolvere quel problema, io conosco un Dio che risolve. Dio è sempre più alto di un problema che io ce l'ho. E quando Dio mi offre un problema, está dizendo: Caio, vai e resolve. Tu sei in grado. Io ti offro la mia saggezza, in modo che tu possa risolvere questo. Perciò la pace nel tuo cuore, Caio, è che quando arriva la crisi, stia tranquillo. Io sono con te. Io ti ho dato la capacità di risolvere. Ma Caio, se tu non riesci ancora, puoi contare su di me, che io ti benedirò tantissimo. Interessante in Giacomo, capítulo 1, 5 e 6, che Giacomo usa questa espressione molto bella. Se qualcuno di voi manca di... Quando que é necessária a saggezza? Quando existe a crise. Saggezza non è intelligenza. Saggezza è a capacità di risolvere dei problemi che esistono. Perciò se qualcuno di voi manca saggezza, la chieda a Dio. E che cosa fa il nostro Dio? Dona. E dona in che modo? Generosamente, senza rinfacciare, e lhe sarà data. Ma chieda com fede, com a certeza que Dio è presente e Dio ti darà la saggezza di risolvere quella situazione nel momento più opportuno e in modo più sicuro. Perciò la pace di Dio che deve entrare nel nostro cuore è che io devo essere una persona in pace con gli altri e una persona che sappia dipendere da Dio e avere la saggezza in mezzo alle tribolazioni e ai conflitti. Questa saggezza non dipende della mia conoscenza, dipende della mia conoscenza alla persona di Dio, sapendo che Dio che agisce tramite il mio cuore e la mia vita. Tante volte ci sono delle crisi che noi stiamo perdendo la pace, ma la crisi non è per perdere la pace. La crisi è per inserire fiducia in Dio e sicurezza in Dio. Mi piace tantissimo il Salmo, quando parla così: Dio è la mia salvezza e la mia gloria. La mia non è la mia roca, è la mia forte roca e Dio è il mio rifugio. Il mio rifugio sono in Dio. Nel momento della difficoltà, questo salmista che ha vissuto tante situazioni difficili stava dicendo: Dio è la mia forte roca, è sicurezza. Io posso camminare in pace. Dio è il mio rifugio, io posso sentire tutta la sicurezza. È questo il nostro Dio. Perciò l'esercito romano sta arrivando. Ma se Dio è la mia forte rocca e il mio rifugio, io posso dire: venite, non c'è problema, io posso, perché Dio è con me. Romani 8:31. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se la mia fiducia è in Dio, chi sarà contro di noi? Se la mia fiducia è in Dio, chi sarà contro di me? Nessuno. Nessuno potrà distruggermi se Dio è con me. E se nessuno può distruggermi, o quanto eu posso essere sicuro in Dio? Ebrei 13:6. Così noi possiamo dire con piena fiducia: il Signore è mio aiuto. Temerò o non temerò? Io non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo? Tu puoi dire questo testo? Tu puoi dire? Diciamo assieme: il Signore è il mio, non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo? È questa certezza e sicurezza che Paolo stava inserendo alla Chiesa. Il nostro Dio, il Dio che mi ha messo in prigione, è il nostro aiuto, è la nostra fortezza, è la nostra forte roca, è il nostro rifugio. Chiesa, potete camminare ancora in pace, perché Dio è con voi e nessuno sarà contro di voi. Che grande sicurezza, che grande serenità, perciò che un cristiano cammina in mezzo alle tribolazioni, alle tempeste, ma sta camminando sereno. È una persona mite. É uma pessoa que não importa a dificuldade, mantém sempre seguro, porque Dio é com lei, Dio é com lui. Chiesa, o Dio di pace è nel nostro cuore. Noi che non stiamo capendo o senso di capire la grandezza di Dio
del nostro cuore e ti offre questa pace. Terzo punto está no versetto numero 1. È la pace con Dio. Perciò, fratelli miei, cari e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera saldi nel Signore, ó diletto. Che cosa significa essere saldo? Non sono i saldi che tra poco arriveranno qua in Italia, che le donne amano tanto. Che cosa è essere saldo? Fermo, sicuro. Essere saldo su questa roccia. Essere sicuro, perciò che Paolo stava iniziando questo capitolo finale dicendo: carissimi, state in questa maniera saldi nel Signore. Voi che siete carissimi, diletta, allegrezza e corona mia, state saldi, sicuri nel Signore. La fiducia vostra nel Signore non sono negli uomini. O Signore che prenderà cura di voi. Noi possiamo perdere la speranza negli uomini, ma in Dio non si perde la speranza, perché Dio non ci abbandona mai. Perciò potete avere questa sicurezza e certezza che Dio è la vostra sicurezza di vita. Niente ti trabalherà, niente ti porterà a distruggere, niente toglierà la tua gioia di vita, perché Dio è la nostra allegrezza. Noi possiamo perdere la speranza negli uomini, ma non in Dio. Soltanto il Signore che ci libera. È solo Lui che è la nostra salvezza. Quando esiste o risco, quando esiste la crisi, l'unico modo di trovare la sicurezza, la certezza è aggrapparsi a questo Signore, perché io posso essere sicuro e saldo nel Signore. La pace di Dio esiste quando eu mi fido in Lui. Tu ti fidi nel Signore. E fidarsi nel Signore è essere sicuro in Lui. Fidarsi del Signore è dire: non importa l'esercito che sta arrivando, le acque si apriranno e io posso passare. La sicurezza nel Signore è vedere un esercito sulla montagna e non importa, eu non temo, perché eu aprirò i miei occhi spirituali e vedrò l'esercito di Dio che combatterà per me. È questa la certezza e la sicurezza. Sembra che tutto è finito, ma quando eu apro i miei occhi, io vedo il Signore. E il Signore è con me. Il Signore è con me, basta. O nemico pode arrivare fino a qua, ma il Signore non permetterà, perché mi protegge. E questo è il nostro Dio. Giosuè diceva: scegliete a voi a chi servire, ma io la mia casa serviremo al Signore. Voi potete decidere quello che volete, ma la mia sicurezza, la mia fiducia è il Signore, è servire al Signore, perché ho vissuto delle esperienze con il Signore. Perché che Dio ti dà delle situazioni difficili nella vita? È in modo che tu possa conoscere un Dio che ti libera. Dio ti darà delle situazioni molto delicate, in modo che tu possa conoscere il Signore che ti protegge. E quando tu passerai per quella tempesta, tu dirai: grazie, io ho visto adesso la mano del Signore. Io só posso vedere la mano del Signore dopo che io posso passare per le situazioni difficili. L'altro testo è un testo molto interessante, il quale nós já parliamo tantissimo in chiesa, che in quel momento loro dovevano vivere senza angoscia e senza ansietà. La definizione più chiara di vivere senza angoscia e senza ansietà è avere la pace e il riposo nel Signore. Io só posso camminare senza angoscia se io sto riposando nel Signore. Perché è il Signore che prende cura di me, ma io devo riposare in Lui. Senza angoscia significa, nonostante o nemico está arrivando, nonostante la tempesta está arrivando, non importa, o esercito romano está arrivando e la mia pulsazione del cuore continua a 60, 50, 70, io sono sicuro. Perché se la mia pulsazione comincia a salire, la mia frequenza comincia a salire, è perché sto perdendo la certezza, la serenità. Ma se la mia frequenza cardíaca rimane a 60, 70, che bello! É em questo modo que significa riposare nel Signore. Io non sto perdendo il controllo della situazione. La mia frequenza cardíaca si mantiene, perché il Signore è con me. Deuteronomio 3, 21 a 23. Deuteronomio 3. In quel tempo diedi anche a Giosuè questo ordine: i tuoi occhi hanno visto tutto quello che il Signore, il vostro Dio, ha fatto a questi due re. Il Signore farà la stessa cosa a tutti i regni nei quali tu stai per entrare. Perciò, Giosuè, continuate con la frequenza cardíaca 70. Non le temete, perché il Signore è il vostro Dio. Il Signore
combatterà per voi. In quel medesimo tempo io supplicai il Signore e dissi: Dio, Signore, tu hai cominciato a mostrare il tuo servo la tua grandezza e la tua mano potente, poiché quale Dio in cielo e sulla terra può fare opere e prodigi pari a quello che fai tu. Io só posso vedere questi prodigi, queste opere del Signore, quando io vivo delle situazioni dove soltanto la potenza di Dio che poteva liberarmi. E questa è la grandezza del nostro Dio. Quando noi conosciamo bene il nostro Dio, non soltanto noi staremo saldi in Lui, ma noi saremo sereni con Lui. Non soltanto io sarò sicuro con Lui, ma io sarò una persona serena e riposo in Lui. Perciò che l'angoscia è la mancanza di conoscenza della potenza di Dio. Quando esiste l'angoscia nella mia vita, è perché eu estou perdendo la conoscenza del nostro Dio. Perciò eu só posso riposare in pace quando Dio veramente è il mio Dio, che fa dei prodigi e di grande opera. Salmo 131, versetto 2. In verità l'anima mia è... Come è bello questo testo, no? Come è bello ogni notte, prima di dormire, leggere questa frase, inserirla nel nostro cuore. In verità l'anima mia è calma, l'anima mia è tranquilla. Come un bimbo diversato sul seno di sua madre, così è tranquilla in me l'anima mia. Che bello testo. È questo testo che deve essere nella nostra vita ogni giorno. Come un bambino appena svezzato nel seno di sua madre, così è tranquilla la mia anima. Come un bambino nelle braccia di Dio, io sono calmo e tranquillo, perché è Dio che mi protegge, è Dio che mi dà sicurezza. E io conosco questo Dio. Perciò l'angoscia e l'ansietà non troveranno spazio nella mia vita, perché è Dio che prende cura di me. La mia fiducia completa nel Signore Onnipotente è quando mi riposo in Lui. Io sono in pace. Tu ce l'hai questa calma e questa tranquillità? Tu ce l'hai questa certezza e sicurezza che Dio prende cura di te? Tu riesci a vedere che questo Dio è presente nella tua vita? E questo onnipotente e grande Dio c'è ancora? Quando esiste questo, il mio cuore è in pace. Perciò la promessa di Cristo che vi do la pace è vera, non come il mondo dà, ma come Cristo dà. E questo mi porta alla serenità. Quinto punto, per avere la pace, está no versetto numero 4. Rallegratevi sempre, ripeto, rallegratevi sempre no Signore. Ripeto, rallegratevi. La pace è collegata com alegria. Eu só posso essere felice e alegre se c'è la pace. Soltanto quando existe la pace nel cuore, che esiste l'alegria nella mia vita. Soltanto existe alegria nel mio viso, nella mia face, quando o meu cuore è in pace. Una persona che non è in pace è sempre muso, è sempre triste. È una persona che tu non riesci a dialogare, non riesci a parlare, perché sta sempre in tristezza. Perché manca nel cuore la pace, la serenità del Signore. Perciò che o cristiano ha questa caratteristica: si fida, conosce o Signore e cammina in pace e trasmette questo com alegria. Um cuore sensibile ao perdono, um cuore plasmabile, um cuore que conosce a grandeza de Dio, está caminhando em serenità e é alegre. Perciò que um cristiano que é alegre, perdona, ama, adora a Dio, é grato per tutto, está sempre feliz, está sempre alegre, não se lamenta, não é crítico, é um cristiano que tinha la pace profunda nel cuore. Eu soltanto posso sentir questa pace quando existe alegria nella minha vida. Perché o grande pericolo è quando eu entro na crise e eu perco a alegria. É porque a nossa pace, a nossa alegria é basata sulle circostanze, ma non è basata sulle circostanze. La mia pace, alegria è basata sulla potenza, la grandezza di Dio che prende cura di me e mi sostiene, e tutte le cose che succedono c'è la mano di Dio. La pace di Dio non impedirà alla mia conoscenza di questa potenza di Dio. Tu ce l'hai l'allegria o tu sei una persona triste? Se tu sei triste, venga a conoscere Dio. Se tu non riesci a trasmettere l'allegria, vieni a conoscere Dio.
Cominci a approfondirti su questo Dio e tu vedrai che nel tuo cuore avrà pace. E tu vedrai o quanto Dio cambierà nella tua vita. Alegria é consequência de sicurezza, é consequência de certeza, é consequência de uma conoscença profunda de Dio. Quando eu sono alegre, é porque eu conosco Dio. Sexto ponto, está no versetto número 7. E la pace di Dio che supera ogni intelligenza, che cosa fa? Custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Che cosa significa custodire? Prendere cura, un'altra parola, proteggere. È come un custódia che noi chiamiamo per proteggere una ditta, o come un custódia che noi chiamiamo per proteggere qualcosa. Custodire è proteggere il nostro cuore. Custodire protegge la nostra mente. Perciò questa pace di Dio adesso proteggerà il nostro cuore, proteggerà la nostra mente. Io sarò protetto da questo Signore perché la pace è arrivata. E questa pace impedirà che qualsiasi cosa possa distruggere la mia allegria e la mia presenza con Dio. Perciò la conseguenza di questo tutto è una pace con gli altri, una pace con Dio e una pace con me stesso. E adesso eu posso arrivare davanti allo specchio e dire: io mi amo perché io amo il modo come Dio mi ha formato, mi ha creato. Io sono stupendo perché adesso io ce l'ho pace con me stesso. Io non litigo con me stesso, perché io so che adesso o Dio ha custodito, ha protetto il mio cuore e la mia mente. O quanto eu sono speciale per questo mio Dio. Io riconosco che Dio è grande e la compassione e l'amore io servo adesso esiste. Perché io esco davanti a quello specchio, io comincio a amare, io comincio a avere compassione, io comincio a servire, perché la pace di Dio sta proteggendo il mio cuore. Io soltanto posso avere pace con me stesso quando eu avrò pace con Dio, che è il mio creatore, e quando avrò pace con le persone intorno a me, perché sono le persone che Dio mi ha dato intorno a me. Perciò só posso avere pace se tutto questo è presente nella mia storia. O Dio di pace, Lui offre, ma adesso io devo fidarmi di questo Dio. Tu conosci Dio per esperienza o conosci Dio soltanto per ascoltare? Tu conosci Dio per un'esperienza personale o tu conosci Dio soltanto di sentire e parlare di Lui? Quando tu conosci Dio per esperienza personale, la pace esiste. È questa pace che Dio ha promesso e che Cristo ha promesso. Perciò non preoccupatevi, non avere tribolazione nel tuo cuore. Esiste nel mondo, ma non nel tuo cuore, perché Dio ti sostiene. Preghiamo. E o vostro cuore não sia turbado e não si sgomenti. Abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio. Cristo ha vinto il mondo. Fatevi coraggio. Non ti sgomenti. O inimigo tante volte vuole invadere o nostro cuore, inserindo uma persona. E quell'esercito romano tante volte è una persona. Ritorna a avere pace con questa persona. L'esercito romano stava adentrando in quella città e o nemico vuole entrare nel nostro cuore per togliere tutta la nostra allegria di servire al nostro Dio. Ma se eu posso aprire i miei occhi spirituali e conoscere Dio come Dio è, io sarò protetto.
e si cura in Lui. E questo esercito non potrà entrare. Cristo ha promesso questo, di dare la pace, ma anche ha promesso la tribolazione. Cristo ha promesso di darci la saggezza, in modo che io sappia gestire ogni tribolazione in pace. Il nostro Dio è lo stesso di Giosuè, di Mosè, di Davide, di Isaia, di Paolo, di questa chiesa di Filippo. È il nostro stesso Dio che custodisce il nostro cuore e la nostra mente con la sua pace. Come è bello vedere Paolo scrivendo una lettera in mezzo alla sua sofferenza, ma una lettera con le parole di pace, di allegria, di rallegrarsi, di ringraziamento, di gridare per la pace dentro di una chiesa, nonostante il suo conflitto. Ma lui non guardava se stesso, guardava l'opera di Dio. Come è bello sapere che Paolo stava promuovendo a quella chiesa una profonda e bella pace. Nosso Padre, i conflitti succedono, ma la pace deve essere la conseguenza di questo. I conflitti sono inevitabili, ma la vera pace deve venire subito dopo. Che noi possiamo avere pace uno con gli altri, pace con te e pace con noi stessi. E questa pace possa adoperare nel nostro cuore e nella nostra mente, in modo che possiamo camminare in serenità e felici. Così sia, Padre, nel nome di Gesù. Amém, Signore. Amém? Mi piace andare in una chiesa pentecostale, sapete perché? Sapete perché? I pentecostali hanno una caratteristica stupenda che noi abbiamo perso. In che modo loro si salutano? Pace fratello, pace sorella. E noi abbiamo perso questo, no? Così potete salutare adesso uno. La pace, dare un abbraccio, pace sorella, pace fratello, pace. E noi dobbiamo salutare questo con la pace del Signore. Che la pace sia no tuo cuore. E può dare un bacio santo, un bacio di pace. Ok? È questo che ci insegna la parola e che noi possiamo ritomare. E in pace possiamo cantare e adorare il nostro Dio. Tu sei la mia gioia. Cantiamo questo, possiamo stare in piedi, adoriamo con gioia perché Lui è la mia gioia, non sono le persone, è Dio la mia gioia. Cantiamo, adoriamo, è un momento di offerta. E quando stiamo in pace, wow, offriamo con gioia e con serenità. Facciamo questo con gioia nel cuore, ok? Cantiamo e offriamo al nostro Dio.